Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di giovedì 15 febbraio 2018. Il Consiglio regionale, durante la prima seduta utile, ha commemorato il giorno del ricordo. Il Consiglio regionale di mercoledì 14 febbraio ha rispettato un minuto di raccoglimento per commemorare il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati. Secondo il Presidente del Consiglio regionale, Sergio Bolzonello, che è intervenuto sull'argomento, la legge numero 92 del 30 marzo 2004, che ha istituito per il 10 febbraio di ogni anno il giorno del ricordo, rappresenta un punto di arrivo di una sofferta consapevolezza civile che negli ultimi anni si è venuta consolidando nella percezione di una più ampia maggioranza di italiani. La consapevolezza che un paese democratico deve sempre fare luce sugli aspetti anche controversi della propria storia è una premessa irrinunciabile se si vuole celebrare questa giornata nella pienezza dei suoi significati, riconoscendo che per troppo tempo l'orribile capitolo delle foibe dell'esodo dall'Istria, Fiume e Dalmazia è stato nascosto al nostro paese. Il Presidente del Consiglio continua il suo intervento dicendo che il giorno del ricordo è un'occasione per invertire la memoria di una immensa tragedia. Sì, era giusto, vabbè. Il Presidente del Consiglio continua il suo intervento dicendo che il giorno del ricordo è un'occasione per convertire la memoria di un'immensa tragedia in una riflessione su come gli sviluppi maturati lascino sperare in un futuro migliore, improntato ai valori della pace e della cooperazione, privo di violenze e ingiustizie. Bisogna ricordare ciò che è accaduto e non stancarci di condannare con tutto lo sdegno possibile i crimini efferati e gli orrori della guerra, ma la sfida dei nostri tempi, continua Bolzonello, si gioca sulla nostra capacità di investire nel futuro di noi stessi e dei nostri figli, memori di ciò che è accaduto, ma protesi a realizzare un mondo diverso, dove l'odio sia sostituito dal dialogo e dalla voglia di dialogare insieme, nel comune interesse di contribuire a scrivere una nuova pagina di terre e popoli che per secoli hanno collaborato tra loro. Ampio spazio è stato dato poi al ricordo delle vicende storiche che hanno segnato il secondo dopoguerra. Nel 1945, mentre l'Italia provava a rimettersi in piedi dopo la catastrofe della sconfitta, le popolazioni di Trieste, dell'Istria e del Quarnaro e della Dalmazia, terre italiane occupate dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito, subivano torture, deportazioni o perdevano la vita, senza distinzione tra colpevoli e innocenti, assumendo a criterio di colpevolezza solo l'anticomunismo. I primi ad essere ricercati, braccati e perseguitati erano coloro che in qualsiasi modo rappresentavano lo Stato italiano, sindaci, dipendenti comunali, parroci, intellettuali e medici. Senza processo o dopo un processo farsa, i prigionieri venivano torturati e poi molto spesso gettati nelle foibe. Dopo essere stati violati nella loro dignità e privati della loro identità, venivano legati con fili di ferro in modo che il primo trascinasse con sé gli altri sventurati. Altri 350.000 italiani in Istria, nel Quarnaro e in Dalmazia furono costretti ad abbandonare la loro terra, i loro beni, i loro parenti e amici, ed andare incontro a un futuro precario e incerto dei 109 campi profughi, in Italia o emigrando all'estero. Non possiamo dimenticare che gli esuli hanno vissuto un duplice dramma, quello di essere stati costretti ad abbandonare la propria casa e quello avvenuto subito dopo di essere stati accolti con diffidenza da quella stessa Italia nel cui abbraccio solidale avevano sperato. Con il voto del Parlamento del 2004, la Repubblica non ha voluto dimenticare, affrontando in maniera condivisa le cause e le responsabilità di quanto è accaduto, per superare tutte le barriere di diversità e discriminazione. Noi oggi ricordiamo le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le vicende del confine orientale, anche per dovere nei confronti dei superstiti, dei familiari delle vittime e delle associazioni che coltivano la memoria di quelle tragedie personali e collettive. Oggi la Slovenia e la Croazia sono entrate a far parte dell'Unione Europea e questo ha avuto un peso nel superamento delle barriere ideologiche all'interno di un contesto, quello dell'Unione, che è per sua natura fondato sul rispetto delle diversità e sullo spirito di convivenza e reciproco scambio fra le etnie, culture e lingue diverse. Aiuti a fondo perduto per sostenere la competitività e le innovazioni tecnologiche delle piccole e medie imprese. Scadranno alle 16 del prossimo 23 marzo i termini per la presentazione delle domande per gli aiuti a fondo perduto volti a sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese.
Il 27 marzo invece si apriranno i termini per la richiesta di contributi per la riorganizzazione e la ristrutturazione aziendale delle piccole e medie imprese, sempre in chiave innovativa. Le domande potranno essere presentate fino alle 16 del 16 maggio. I due bandi, che fanno parte del progetto PORFESR a sostegno degli investimenti tecnologici e ICT, sono stati illustrati martedì 13 febbraio a Tolmezzo, nel corso dell'incontro organizzato dalla Regione FVG e Carnia Industrial Park. Insieme ai bandi è stato spiegato quali sono le funzioni dell'Agenzia Investimenti FVG, le agevolazioni e le linee contributive regionali a favore del mondo imprenditoriale, i contributi a fondo perduto per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale che puntano a finalizzare la realizzazione di investimenti tecnologici in Friuli Venezia Giulia avranno una copertura finanziaria di 6.350.000 euro. Otterranno i fondi i progetti di investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia per aumentare la competitività delle imprese, saranno volti all'acquisizione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di una struttura già esistente oppure alla diversificazione della produzione, o ancora per apportare un cambiamento fondamentale al proceso produttivo complessivo. Sarà quindi finanziato l'acquisto di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica hardware, software e licenze d'uso, ma anche servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione di processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento. Il secondo bando ha riguardato i contributi per gli investimenti, la riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle piccole e medie imprese, volto a sostenere il consolidamento in chiave innovativa e sarà finanziato con 2.302.090 euro. Fra le spese ammissibili anche quelle per l'acquisto e l'installazione di hardware, apparati di networking, inclusa la fornitura della tecnologia Wi-Fi, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete. Le domande per entrambi i bandi dovranno essere presentate alla Camera di Commercio territorialmente competente, esclusivamente attraverso il sistema informatico front-end generalizzato, a cui si accede dal sito internet della Regione o dal sito internet della Camera di Commercio. Durante la seduta di mercoledì 14 febbraio il Consiglio regionale ha detto sì all'ammissibilità della consultazione referendaria chiesta dai comuni di Raveo e Villa Santina per la costituzione del nuovo comune di Villaraveo. Toccherà ora alla Presidenza della Regione indire un referendum consultivo. Sempre in Consiglio regionale, durante il question time, si è discusso sulla tratta ferroviaria Sacile-Maniago. Durante il question time di mercoledì scorso, la Regione è stata chiamata a rispondere in merito alla poca affluenza di utenti lungo la tratta ferroviaria Sacile-Maniago. Al vaglio da parte della Regione le soluzioni per migliorare la puntualità dell'orario dei treni e risolvere le criticità finora riscontrate. Rispondendo al quesito, la Regione ha evidenziato che la riapertura della linea, ad opera di RFI e Trenitalia, che sono i gestori delle infrastrutture e dei servizi, è stata portata a termine in tempi congrui e che le problematiche finora riscontrate erano imprevedibili e sono comunque in fase di risoluzione. È stato inoltre fatto presente che la puntualità compresa tra 0 e 5 minuti dei treni sta via via migliorando, passando dal 77,6% di dicembre 2017 al 94,8% di febbraio. Nell'arco temporale tra 0 e 15 minuti la puntualità dei treni è passata dall'89 al 98,4%. Se nel mese di dicembre le corse cancellate sono state 36, nel mese in corso nessun treno è stato finora soppresso. La Regione fa anche sapere che sono stati attivati tavoli di confronto per raccogliere i suggerimenti degli utenti e del territorio, per ricercare soluzioni ottimali per il cambio degli orari delle corse. A conclusione dell'intervento, la Regione ha ricordato la necessità di attrarre i viaggiatori che attualmente utilizzano altri mezzi di trasporto e di valorizzare le potenzialità della Sacile-Maniago per il trasporto di linee turistico, per fare in modo che la riattivazione della linea ferroviaria rappresenti una concreta opportunità per il territorio. Alcune modifiche sui tempi di percorrenza di una corsa nella linea Polcenigo-Sacile-Pordenone, elaborate dalla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda ATAP, saranno sperimentate a partire dal 10 marzo.
L'amministrazione regionale, rispondendo al quesito, ha ribadito la disponibilità a vagliare, anche con il supporto degli enti locali e delle rappresentanze dei lavoratori, tutte le proposte ritenute necessarie per migliorare il servizio. Rivisti gli orari e i percorsi del trasporto pubblico tra Udine e Pordenone. Durante il question time consiliare si è discusso degli interventi più significativi attuati nel 2017 per l'adeguamento delle percorrenze delle aziende del trasporto pubblico locale di Udine e Pordenone. Sono stati illustrati gli interventi adottati per superare le problematicità riscontrate dai lavoratori a causa degli orari delle corse e della sicurezza dei percorsi. Nel 2017 sono stati rivisti i tempi dell'autolinea Viano-Polcenigo-Sacile e sono stati riformulati gli orari della linea Dardago, Polcenigo-Pordenone e dalla Magnago Viano-Pordenone. Sono stati rideterminati i tempi di percorrenza delle linee che fanno capo a Lignano e a Bibbione e sono stati rivisti i percorsi di Gleris e della località di Santa Sabina. Presentata la nuova app a Trieste per l'invio degli attestati di prestazione energetica. Dal prossimo 5 aprile gli attestati di prestazione energetica, i cosiddetti APE, potranno essere inviati alla Regione esclusivamente mediante Sirape, la nuova applicazione software che INSIEL ha messo a disposizione della Direzione Regionale Ambiente ed Energia e dalla quale sarà possibile registrarsi a partire dal 1 marzo. Sempre dal 1 marzo non saranno più ricevibili attestati in forma cartacea, come previsto dall'articolo 13 della legge regionale recante norme urgenti in materia di ambiente, di energia, infrastrutture e contabilità. Il nuovo software è stato presentato a Trieste, al Teatrino Franca e Franco Basaglia, durante una conferenza organizzata per illustrare le novità che riguardano la certificazione energetica a seguito dell'emanazione delle nuove norme comunitarie e nazionali e delle previsioni del piano energetico regionale, che mirano all'efficientamento energetico degli edifici. Durante l'incontro la Direzione Energia e Ambiente e INSIEL hanno esposto una vera e propria guida pratica per stilare la documentazione nel modo corretto, attraverso l'accesso al sito e la documentazione integrativa richiesta dalla nuova applicazione. L'APE, che ha validità di 10 anni, non sostituisce l'AQUE, l'attestato di qualificazione energetica, ma si aggiunge ad esso e va acquisito prima di mettere in vendita o in locazione un immobile. L'attestato di prestazione energetica deve essere sempre presentato insieme al libretto degli impianti e insieme al rapporto di controllo di efficienza. L'applicazione Sirape, una volta andata a buon fine la procedura di inserimento dei dati, invierà un codice di conferma tramite email, che garantisce al diretto interessato la sicurezza e unicità del deposito. Attraverso questo nuovo sistema la Regione potrà monitorare i consumi e le prestazioni energetiche in maniera più completa, dati utili a facilitare la sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'efficientamento, del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Secondo l'IRES, nel 2017 nel Friuli Venezia Giulia sono state aperte 8.000 nuove partite IVA. Il ricercatore dell'IRES FVG, Alessandro Russo, rielaborando su base regionale i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dichiarato che nel 2017 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte oltre 8.000 nuove partite IVA, 250 in più rispetto al 2016. L'incremento, corrispondente al più 3,2%, è superiore dell'1,6% rispetto a quello registrato nel nord-est e dell'1,9% a livello nazionale. Le percentuali relative alla zona del Pordenonese registrano un più 3,6%. Nelle province di Udine e Trieste l'incremento corrisponde all'1,9%, mentre la provincia di Gorizia fa registrare la crescita ben più consistente con un più 12,7%. Gorizia, Ascoli Piceno e Trapani sono le uniche 3 province italiane che hanno registrato un incremento di oltre 12 punti percentuali delle partite IVA. Il 2016 invece era stato l'anno in cui si era registrato il numero di nuove aperture di partite IVA più basso dall'inizio della crisi economica, dato in linea con una tendenza negativa iniziata nel 2011 e interrotta solo nel 2014, quando è stato introdotto il regime fiscale di vantaggio che aveva fatto registrare un incremento del più 7% su base annua. Guardando i dati relativi alla natura giuridica, la crescita nel 2017 in Friuli Venezia Giulia ha riguardato prevalentemente la società di capitali con un più 5,6% e le persone fisiche con un più 3,8%. Si annoverano in questo gruppo le ditte individuali, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che rappresentano il 74% del totale.
In lieve calo anche le società di persone con un meno 3,2%. Tra le nuove aperture, il 61% delle partite IVA è stato attivato da uomini, soprattutto nella fascia di età inferiore ai 35 anni. Russo osserva che negli anni scorsi la partita IVA era diventata sempre più spesso un modo per i giovani per entrare o rimanere nel mercato del lavoro, in alternativa alle forme contrattuali più tradizionali. Le politiche del Jobs Act, invece, negli anni tra il 2015 e il 2016 avevano fatto registrare una diminuzione delle nuove partite IVA tra i giovani con meno di 35 anni. Gli over 50 che tentano una nuova avventura nel lavoro autonomo costituiscono il 25% del totale. Il settore in cui più frequentemente si avviano le nuove attività è quello del commercio, che registra un più 16,4%. Subito dopo si trovano le attività professionali, scientifiche e tecniche, che corrispondono al 15,8% del totale, 159 unità in più rispetto all'anno precedente. Il numero di nuove aperture nel settore edilizio, invece, si è dimezzato in pochi anni, da quasi 1200 nel 2011 a poco più di 600 nel 2016. Nel 2017 però sono state circa 100 le nuove imprese edili, con un aumento del più 14,9% rispetto all'anno precedente. Anche il settore della sanità e assistenza sociale mostra un incremento del 18,2% in regione. L'ultimo dato riguarda la nazionalità delle persone fisiche che avviano una nuova partita IVA. Di 5.976, 1.022 sono nate all'estero. La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap chiede alla Regione il recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Regione ha incontrato la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap del Friuli Venezia Giulia per discutere del recepimento della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell'istituzione di un osservatorio regionale dedicato e della proposta di legge sull'accessibilità per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici. Secondo i rappresentanti della FIS, il Consorzio non avrebbe rispettato la quota di riserva, riducendola in maniera illegittima, nonostante tali quote di riserva siano state riconosciute da un recente atto dalla Conferenza Unificata Stato-Regione. Il presidente della FIS regionale, Giampiero Licinio, oltre a richiedere un intervento per risolvere questa situazione, ha ribadito la volontà di continuare il dialogo costruttivo con la Regione e con le istituzioni del territorio, continuando inoltre a partecipare attivamente al forum del terzo settore del Friuli Venezia Giulia. Durante il Consiglio regionale di mercoledì 14 febbraio, la Regione ha riferito che si sta procedendo alla definizione di regole complessive sull'accessibilità per le persone con disabilità. Le risorse finalizzate a garantire il diritto alla mobilità, tra cui i voucher taxi, che in passato erano di competenza delle province, sono state regolarmente trasferite alle unioni territoriali intercomunali e a una cinquantina di comuni. L'UTI Giuliana ha una convenzione con il Comune di Trieste per la gestione dell'intera partita del sociale nei territori dei comuni che ne fanno parte, per cui spetta all'Unione stessa e al Comune di Trieste disporre l'impiego delle somme per il trasporto dei disabili. Firmato a Roma il nuovo accordo per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Roma il rinnovo dell'accordo per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia. Lo scopo è l'implementazione delle aree archeologiche e di ulteriori beni immobili, tra cui il Museo Archeologico Nazionale, conferiti in uso dallo Stato alla Fondazione Aquileia per una gestione unica e coordinata dell'intero comprensorio. Con il nuovo accordo si è aggiornato e prolungato di ulteriori 10 anni il documento sottoscritto nel 2008 e con esso anche lo statuto della Fondazione, apportando alcune modifiche. Il Ministero ha trasferito la competenza gestionale alla Fondazione attraverso la fattispecie del conferimento in uso del Museo Archeologico Nazionale e i relativi magazzini, compresi i complessi di ex Casa Sverzut e della ex Stalla Sverzut, e dell'immobile attualmente occupato dalla direzione del museo. Il Museo Paleocristiano, l'immobile ex Brunner in via Roma, il fondo ex Sandrigo a est del fiume Natissa, il fondo ex Officina Moro tra Foro ed ex Essiccatoio e la cripta Scavi, angolo sud-est, sulla base di un protocollo d'intesa da stipularsi con l'Arcidiocesi di Gorizia. Entro i prossimi 3 mesi si provvederà alla consegna dei beni immobili. Le collezioni invece saranno consegnate entro un anno.
La Regione ha definito il nuovo accordo un salto di qualità rispetto al documento del 2008, che comunque aveva rappresentato una svolta epocale in quanto la Fondazione Aquileia è stata la prima in Italia a sperimentare il conferimento in uso dei beni da parte del Ministero. Attraverso la gestione unica e armonica del sito sarà possibile istituire un biglietto unico per consentire al turista di visitare in maniera più economica e funzionale l'intero patrimonio archeologico. Il museo archeologico inoltre potrà essere messo in rete con gli altri musei regionali per creare un collegamento capillare con il patrimonio artistico di tutta la regione. La regione, secondo l'accordo, da qui al 2028 stanzierà 20 milioni di euro. Rogo in un centro di autodemolizione di Cormons. Un incendio è divampato nella mattinata di mercoledì 14 febbraio in un centro di autodemolizioni a Cormons. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco accorsi sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato da alcune braci lasciate incustodite dal proprietario del centro, il quale non si sarebbe accorto che il fuoco che aveva acceso poco prima nel piazzale dove sono accatastate le auto non si era spento del tutto. L'incendio, che ha distrutto circa una quarantina di auto, ha provocato anche una lieve ustione al proprietario dell'impresa di autodemolizione, che quando si è accorto che le auto stavano bruciando ha tentato di domare le fiamme da solo, mentre attendeva l'arrivo dei vigili del fuoco del comando di Gorizia. L'uomo è stato medicato sul posto dal personale sanitario. I carabinieri di Cormons stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Il Pordenone Calcio ha un vecchio nuovo allenatore. Fabio Rossitto è il nuovo allenatore del Pordenone Calcio, che prenderà il posto dell'esonerato Leonardo Colucci. La società neroverde, che milita in Serie C Girone B, ha comunicato che al tecnico sarà affidata la prima squadra fino al prossimo giugno. Fabio Rossitto, pordenonense di Polcenigo, risiederà sulla panchina del club per la terza volta, dopo aver guidato il Pordenone in Serie D nel 2013 e in Lega Pro nella stagione 2014-2015. Mister Rossitto sarà affiancato da Andrea Toffolo come allenatore in seconda e dal collaboratore tecnico Filippo Cristante. Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio Udine sarà invasa dalla dolcezza dell'Udine Choco Fest. Gli stand, allestiti in piazza Matteotti dalle ore 10 alle 20, proporranno percorsi di degustazione di pregiati cioccolati e laboratori dedicati ai bambini. Venerdì 16 febbraio, presso la Biblioteca di Monfalcone, in via Ceriani 10, nell'ambito della rassegna alla ricerca del benessere, ci sarà la prima conferenza dal titolo Accompagnare nella crescita, curata dalla dottoressa Clara Scropetta e moderata dalla giornalista Laura Blasic. Venerdì 16 febbraio, cielo in prevalenza poco nuvoloso con temporanea variabilità sui monti. Farà ancora freddo al mattino, ma le temperature sono in aumento. Sabato 17 febbraio, cielo in genere nuvoloso con bora moderata sulla costa. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.